Oltre 200 piante di vigne di prosecco tagliate alla base, vandali senza scrupoli sono entrati in azione danneggiando pesantemente le vigne di un'azienda agricola di San Pietro Viminario, piante con i grappoli ormai in fase di maturazione, insomma un grave danno per la produzione agricola che è irrimediabilmente compromessa con interi filari da buttare. Centinaia di vigne tagliate di netto a circa 20-30 cm dal terreno, un lavoro sistematico che ha interessato un'area di circa 4.000 metri quadrati e distrutto quasi 1.000 metri di vigneto. Su alcune vigne i vandali si sono letteralmente accaniti recidendo in più punti, come per assicurarsi che ormai la pianta fosse irrecuperabile. Da un primo calcolo il danno tra le piante perse, la mancata produzione e i costi da affrontare ammonta a 6.000 euro. L'imprenditore ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Tribano. Purtroppo in questa zona nelle ultime settimane si sono già registrati almeno altri 3 episodi simili, sempre ai danni di vigneti, sostiene la Coldiretti.